Buongiorno e buona domenica, benvenuti a questa edizione del TG Sicilia. Vediamo i titoli. 52 opere contro la crisi idrica, il piano della Sicilia per affrontare la siccità in vista dell'estate. Si cercano nuovi pozzi e si lavora per i dissalatori. Agrigento, capitale della cultura 2025, sui ritardi interviene il ministro Musumeci, ospite della Città dei Templi. Smettiamola con il muro del pianto. Prima settimana dello sportello Ponte a Messina e Villa San Giovanni. Già 150 cittadini hanno chiesto informazioni sugli espropri. Domani a Torrefaro atteso il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte. Riqualificata con soldi pubblici è già nel degrado e la mortificante cartolina che arriva da Piazza Europa a Catania. Già essiccati alberi e fioriere, area fitness vandalizzata, indignati i fruitori. Taglio del nastro al Vinitaly, il più grande salone del vino italiano, giunto alla 56esima edizione. Presente la regione siciliana a sostegno del settore che vanta eccellenze riconosciute in tutto il mondo. Il mito di Sofonis Banguissola rivive a Paternò. Nel comune catanese tornano 2 dei più celebri dipinti della pittrice rinascimentale, esposti nell'ex monastero San Francesco alla Collina. È il giorno del derby, Catania e Messina inseguono i rispettivi obiettivi nella partita di questa sera al Massimino di fronte a un pubblico che offre numeri da Serie A. In B, soliti vizi per il Palermo, raggiunto sul pari dal Cosenza. Ancora ben trovati e buona domenica. In primo piano, come avete sentito, c'è ancora la crisi idrica, un piano con 52 opere. È corsa contro il tempo in Sicilia proprio per prepararsi a fronteggiare un'estate con poca acqua nelle case, nelle campagne e nell'industria. La cabina di regia, insediata dal presidente Schifani, pensa di poter mettere in campo interventi rapidi con i fondi della Protezione Civile destinati proprio all'emergenza idrica. Si comincia dalla caccia ai nuovi pozzi e dalla sistemazione dei dissalatori. Ci dice tutto Manlio Viola. Trovare falde acquifere, costruire pozzi, sistemare e realizzare dissalatori, pompe di sollevamento delle acque negli invasi, riparare le reti idriche con l'abbrodo, deviare fiumi e torrenti utilizzabili per gli usi non potabili. Sono 52 le opere che la Protezione Civile metterà in campo nei prossimi 60 giorni con i soldi che vengono dalla dichiarazione di emergenza idrica e siccità severa. L'isola cerca di far fronte a quella che si preannuncia essere perché il più importante difficile. è quello qua, quello là, quello è il riconoscimento che la Giunta regionale ha trasmesso al Consiglio dei Ministri. C'è anche l'elenco delle opere che si possono fare subito. Il prossimo appuntamento è comunque fissato per mercoledì 17 aprile, quando la cabina di regia voluta dal presidente Schifani tornerà a riunirsi. In quella occasione i tecnici al lavoro in queste ore dovranno illustrare proprio al presidente tutti i progetti su cui è possibile far partire subito i cantieri che sono stati rispolverati dai cassetti dell'amministrazione. Per poter arrivare a fine anno la Sicilia deve recuperare 180 milioni di metri cubi d'acqua, la metà delle risorse idriche necessarie per una gestione ordinaria annuale, insomma dispone di poco più del 50% del fabbisogno. Una situazione che nei siciliani riporta alla memoria scene e disagi di oltre 20 anni fa, e così è iniziata la caccia a serbatoi e autoclavi. Per le famiglie la crisi idrica significa, secondo le associazioni dei consumatori, anche una spesa non prevista che può andare da 300 fino a 1000 euro, che si aggiunge al caro bollette idriche. E adesso andiamo ad Agrigento, capitale della cultura 2025. Sui ritardi è intervenuto il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, appunto ospite della Città dei Templi, che ha spronato il sindaco Micciche a rimboccarsi le maniche per essere pronti a tagliare il traguardo dell'ambizioso progetto. E lui ha detto: smettiamola con il muro del pianto. Sentiamo Davide Sardo. Agrigento ha questa opportunità, smettiamola di stare davanti al muro del pianto, smettiamola ogni tannicchia di dire ma meglio rinunciare, e cavolo, abbiamo un'opportunità che capita una volta ogni 100 anni e continuiamo a discutere con i problemi. Va bene, vuol dire che troveremo la soluzione per cogliere una straordinaria opportunità. Voi capite che significa in Europa, nel mondo, proiettare per un anno Agrigento capitale della cultura.
Così si è espresso il ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare Nello Musumeci in riferimento alle ricorrenti polemiche su impreparazione e ritardi nella prospettiva di Agrigento 2025. L'ex presidente della regione siciliana ha inteso spronare gli amministratori locali, in primis il sindaco Franco Miccichè, e i cittadini agrigentini a rimboccarsi le maniche, lavorare di squadra per essere pronti a tagliare il traguardo di capitale della cultura. Alla domanda sulla recente provocazione lanciata dal sindaco di Agrigento Franco Miccichè, sono pronto a restituire il titolo di Agrigento capitale della cultura se non si risolve la crisi idrica, il ministro Musumeci ha così replicato. Il sindaco sa che l'acqua non si inventa, non si fabbrica. L'acqua va immagazzinata quando piove, ma se non facciamo dighe, se non facciamo serbatoi nelle campagne, se non abbiamo la prudenza di rinnovare le reti idriche, l'acqua piove, arriva, se ne va e noi continuiamo ancora a guardarci in faccia e a dire meglio evitare. No, non si evita assolutamente nulla, si affrontano i problemi con una mobilitazione da parte di tutti. Chiusa la prima settimana dello sportello Ponte a Messina e a Villa San Giovanni, circa 150 i cittadini che complessivamente hanno chiesto informazioni sugli espropri. Intanto domani a Torrefaro è atteso il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte. Sentiamo Francesco Triolo. 22 al giorno ufficialmente, ma poi allo sportello della Stretto di Messina nei primi 3 giorni di apertura al Palacultura se ne sono presentati molti di più, 84 in totale a Messina, 48 a Villa San Giovanni, a chiedere informazioni, approfondimenti dopo la pubblicazione dell'elenco delle abitazioni e dei terreni che sono finiti tra gli espropriabili definitivi o temporanei. Uno dei cittadini che si è presentato allo sportello ha constatato quasi rassegnato: in 30 anni che se ne parla, sino a questo punto qui non ci erano mai arrivati. E così anche il tanto non si farà mai, che ha accompagnato anni e anni di annunci, adesso è diventato meno praticato. Da domani pomeriggio gli ingegneri ed i tecnici della società torneranno al Palacultura, altri 3 giorni di appuntamento, altri 300 sinora ne hanno chiesto uno e si è arrivati a coprire sino a fine aprile. Lo sportello resterà aperto almeno sino a giugno, raccogliendo le istanze dei residenti per inoltrarle ai progettisti, magari per cambiare qualche piccolo dettaglio, visto che nel frattempo anche i luoghi potrebbero essere mutati. Gli ingegneri della Stretto di Messina sono 10, perfettamente a conoscenza del piano espropri, ha scritto ieri in una nota la Stretto di Messina rispondendo al Codagons. Sono impegnati in questi giorni e per i prossimi mesi a fornire il supporto necessario per l'analisi della documentazione. Un'iniziativa specifica alla società non prevista dal quadro normativo di riferimento, ma voluta nella piena consapevolezza della dovuta attenzione nei confronti del territorio per un aspetto così importante e delicato come gli espropri. Permangono timori e dubbi, oltre a posizioni ormai cristallizzate come quelle dei comitati No Ponte, mentre si mobilita la politica. Dopo la segretaria del PD Ellis Lane, domani pomeriggio arriverà a Torrefaro il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte. C'è una notizia di cronaca che arriva da Catania, dove la polizia ha arrestato un uomo di 30 anni che aveva in auto quasi 80.000 euro in contanti in buste termosaldate. Vedendo gli agenti nel tentativo di fuga, l'uomo è andato a sbattere contro un'auto in sosta, facendo accappottare quella che stava guidando. Agli agenti non ha saputo specificare la provenienza del denaro, che per gli investigatori sarebbe frutto di illeciti. E restiamo a Catania, riqualificata con fondi europei e già nel degrado. Stiamo parlando di Piazza Europa, siamo nel salotto buono della città, nuovi alberi e fioriere sono già essiccati, l'area fitness è stata già vandalizzata, quasi inutilizzabili insomma le panchine smart e naturalmente sono indignati i fruitori. Tonino De Mana. Riqualificata con fondi europei, abbandonata e già nell'oblio per l'approssimativa cura dell'amministrazione comunale, per l'inciviltà della gente e per la totale assenza di controlli, specie nelle ore serali. Piazza Europa è l'immagine simbolo dello sperpero dei soldi pubblici, denaro utilizzato per installare panchine smart inutilizzabili e mai pulite, per piantare alberi scarsamente irrigati e per collocare arredi e giochi che il più delle volte vengono vandalizzati. Queste foto risalgono al 25 marzo scorso e mostravano un attrezzo per il fitness distrutto ed adagiato su un fianco.
Oggi rimane questo foro sul tappetino in erba sintetica a dimostrazione del fatto che rimetterlo è inutile, tanto dopo qualche giorno farà la stessa fine. L'oleandro che vi mostriamo dovrebbe fiorire a maggio, ma a giudicare dalle condizioni non crediamo possa farlo. E che dire delle fioriere? Erano state pensate per abbellire ed invece sono utilizzate per gettare ogni cosa. Al posto del verde prevale il grigio del vaso e si confonde sul pavimento un bel pezzo di vetro. Poco più in là un bimbo che gioca al calcio ed un altro che percorre il marciapiede in bici. Abbiamo raccolto anche del vetro. Era molto peggio prima. Ora comunque l'hanno un pochino sistemata. Lei ha mai visto una piazza dove c'è un parco per bambini recintato? Hanno fatto delle panchine wireless, ti faccio vedere perché tu metti il telefonino e ti carichi il telefonino. Però non lo so, vedere sta piazza in queste condizioni è solo uno schifo. Che delusione questa panchina wireless. Infatti io ero venuto qua tramite l'amico mio, mi diceva che c'erano queste panchine wireless, mi volevo sedere, magari utilizzare questo dispositivo, ma purtroppo per il degrado non è possibile. Dalla riqualificazione alla mortificazione di Piazza Europa. Allora, meglio fare un salto alla vicina San Giovanni di Cuti. Da queste parti si può godere della brezza marina passeggiando in un borgo suggestivo per poi immergersi nelle acque dello Ionio, già calde in vista dell'estate, che da queste parti dura tutto l'anno. Ha riaperto al pubblico in questo weekend l'isola Bella di Taormina. Sarà da quest'anno possibile effettuare anche delle visite serali. Diverse le iniziative in cantiere. L'obiettivo è superare il record dell'agosto 2023 con oltre 20.000 ingressi in un solo mese. Vediamo. Circondata dal mare, collegata alla terraferma da un sottile istmo di terra, l'isola Bella di Taormina è uno dei gioielli turistici della Sicilia che ogni anno necessita di complessi lavori di manutenzione programmati solitamente durante la bassa stagione. Da venerdì è nuovamente aperta alle visite, dopo il completamento degli ultimi lavori iniziati nel novembre scorso, interventi di manutenzione straordinaria per oltre 1 milione di euro finanziati dal parco di Naxos e Taormina. L'ultimo intervento ha riguardato il rinnovo e la messa a norma di tutto l'impianto elettrico nei vari corpi abitativi di Villa Bosurgi, la dimora a padiglioni che caratterizza l'isolotto dal momento che è mimetizzata fra le rocce e la rigogliosa vegetazione. Il rifacimento dell'intero impianto danneggiato durante una mareggiata è costato oltre 500.000 euro. Abbiamo in programma tantissimi progetti di mostre, progetti di aperture serali per dare un'offerta turistica sempre più articolata, così come ci viene chiesta dal pubblico che viene a visitare l'isola. Ci saranno almeno 2 mostre, una di un artista internazionale, ma non voglio anticipare cose che poi avremo modo di presentare in maniera più adeguata, e poi l'altra novità, speriamo di riuscire a fare delle aperture serali, che è un'altra richiesta che ci viene dal nostro pubblico. Non sarà aperta tout court, ma saranno delle visite in esclusiva su prenotazione. La novità 2024, grazie al nuovo impianto elettrico di illuminazione, consentirà quindi la possibilità di effettuare le visite serali. L'obiettivo è superare quello che è stato un record storico di visitatori nell'agosto 2023, con oltre 20.000 ingressi in un solo mese. Isola Bella è visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 18:30. L'arte di Sofonisba Anguissola rivive a Paternò grazie ad un incontro intitolato Insieme per Sofonisba, organizzato dall'Assemblea regionale siciliana e soprattutto dalla Fondazione Federico II a Paternò, perché proprio il comune ospita 2 dei più celebri dipinti appunto di questa pittrice rinascimentale. Simona Mazzone. L'arte straordinaria della pittrice cremonese del tardo Rinascimento Sofonisba Anguissola accende Paternò, cittadina siciliana dove da qualche mese è rientrato uno dei suoi dipinti più celebri, qui realizzato, la Madonna dell'Itria, esposto nella cappella realizzata nell'ex monastero San Francesco alla Collina. Se ne è parlato nel corso dell'incontro intitolato Insieme per Sofonisba, voluto dall'Assemblea regionale siciliana e dalla Fondazione Federico II, in collaborazione con il comune di Paternò. La Fondazione Federico II già dalla passata legislatura
quando ero un semplice componente del Consiglio di amministrazione, aveva messo gli occhi su quello che dovesse essere un rientro dell'opera a Paternò. La famosa ritrattista che ha vissuto anche nell'isola parte della sua longeva vita perché a 40 anni sposò il nobile Fabrizio Moncada, fratello del viceré di Sicilia, e si trasferì a Paternò, scelse di dipingere per professione nonostante il contesto dell'epoca immerso in un universo prettamente maschile, diventando famosa anche in Europa, soprattutto in Spagna dove è stata ospite alla corte di Filippo II. Un mito che ha aiutato moltissimo alle altre donne che dopo lei hanno voluto fare la pratica artistica. Il suo passo per la corte spagnola e anche che il grandissimo Vasari l'ha messo nel grande riferimento degli artisti italiani, l'ha diventato un icono. E adesso ci colleghiamo con Verona, dove questa mattina ha aperto i battenti la 56esima edizione del Vinitaly, il più grande salone dedicato al vino appunto italiano. E c'è per noi Luca Ciliberti. A te Luca la linea. In collegamento diretto, questo è il primo giorno, l'inaugurazione, l'apertura del Salone Internazionale del Vino, secondo in Europa, tra i più importanti nel mondo. Insomma, un appuntamento imperdibile per i wine lovers, si chiamano così, gli amanti del vino, che non sono solo chi lo consuma, ma è soprattutto il mondo che c'è intorno, commercializzazione, produzione e tutta l'agricoltura, insomma, che mette ovviamente in fila una produzione importante, ormai quella della Sicilia, 139 produttori, 139 cantine, quelle presenti qui nel padiglione Sicilia che vedete alle mie spalle. Questo è l'ingresso, all'interno ovviamente tutti i produttori, tutte le bottiglie, anche quelle più particolari, quelle più pregiate, e ovviamente altri 25 produttori, solo 25 produttori, sono tantissimi, di olio che in questo momento sta conquistando i mercati internazionali, perché assieme al Vinitaly qui c'è anche il Sol, che è il salone dell'olio appunto di oliva, che in questo momento, dicevo, è un prodotto che sta conquistando i mercati. Un appuntamento importante sul quale la Regione, l'assessorato all'agricoltura investe moltissimo, anche in promozione e in comunicazione, perché queste etichette, pensate, queste 139 etichette siciliane girano veramente ormai in tutto il mondo. Pensate, qui al Vinitaly ci sono 1200 buyers, sono coloro che sono interessati all'acquisto del vino, che vengono principalmente dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dalla Cina, dove il vino italiano spopola, e in questo momento ci dicono tra i prodotti più pregiati c'è appunto il vino siciliano. Un appuntamento, come abbiamo detto, inaugurato oggi alla presenza di 4 ministri. Noi abbiamo intercettato il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, ministro siciliano, che ovviamente ha risposto non solo sul Vinitaly ma soprattutto su quello che sta accadendo in fatto di politica internazionale con la crisi del Medio Oriente. Sentiamolo. Con il ministro Lollobrigida e d'intesa con il Ministero degli Esteri abbiamo attivato già qualche settimana fa una task force che sta monitorando quotidianamente le potenziali conseguenze sul nostro sistema produttivo dal blocco o comunque delle difficoltà delle navi a passare dal Golfo Persico e quindi dal canale di Suez. Sappiamo che i maggiori rischi siano quelli nel sistema alimentare, perché la circumnavigazione dell'Africa ovviamente comporta una tempistica diversa rispetto all'attraversamento del canale di Suez. Sappiamo che questo può avere un impatto maggiore sui porti italiani del nord Adriatico e del nord Tirrenico. Stiamo monitorando tutto questo, ma per il momento le conseguenze sono molto contenute, perché fortunatamente i nostri porti sono alimentati sia dal canale di Suez, soprattutto per il traffico nei confronti dell'Oceano Indiano e dell'Oceano Pacifico, sia dallo Stretto di Gibilterra attraverso il Mar Atlantico. Prima
Prima di salutarci vi ricordiamo che subito dopo il telegiornale di Telecolor, intorno alle 14:30, ci sarà un approfondimento dedicato al Vinitaly con curiosità e interviste, quindi vi invitiamo a seguirlo. Oggi anche il premio a Marisa Leo, vittima di femminicidio, era una donna del vino. A voi la linea studio. Grazie Luca, naturalmente torneremo a collegarci con il Vinitaly nelle prossime edizioni dei nostri giornali. Intanto invece parliamo di questo derby, attesissimo derby di questa sera, Catania-Messina. Il Catania deve evitare a tutti i costi i play-out, l'aria che si respira in città è positiva, tanti gli ottimisti e non manca anche qualche pronostico. È andata in giro per noi Simona Mazzone. Secondo me oggi Catania vince, andiamo ai playoff, sono convintissimo che andiamo ai playoff e andiamo in Serie B quest'anno. Attesissimo il derby di questa sera a Catania-Messina. Il Catania deve salvarsi ed evitare i play-out. Questa sera venite dallo stadio, forza Catania. Oggi è 2-1 per il Catania. La partita la guarda o no? No, assolutamente no. Non sono tifoso catanese, quindi non la guardo. Non si capisce come si può passare da una grande prestazione a vincere la Coppa Italia e poi a perdere con una squadra praticamente senza nessun interesse. Ma stasera ce la fa? Ce la deve fare per forza. Si salva il Catania? Certo. Questa sera vinceremo e ci salveremo, tranquillo. La guardiamo la partita, dove? Dal divano o dallo stadio? Dal divano, diciamo dal divano, dai. Sicuramente allo stadio. Sono un vecchio abbonato. Io sono la prima classe. Anche se sono un po' deluso dall'andamento del Catania quest'anno praticamente, quindi, ma speriamo che stasera vada tutto bene. Il Catania oggi vince 2-0. Comunque come vada, noi saremo sempre a fianco del calcio Catania. E grazie per l'Igra. In attesa di scoprire quale sarà il risultato di questo derby, tra poco noi vediamo come si stanno preparando le due squadre appunto alla sfida di questa sera. Intanto facciamo una breve pausa e subito dopo la nostra pagina dedicata al calcio. Seconda parte del nostro telegiornale, ancora una volta ben trovati. Adesso il calcio, come avete sentito, insomma stasera derby verità al Massimino, il Catania all'assalto del Messina per evitare i play-out. Mister Zeoli carica il gruppo, conta solo il risultato. Fischio d'inizio alle 20:45. Questa tifoseria che per l'ennesima volta ha dato dimostrazione di amare questa maglia in un modo viscerale. Si riparte dall'unica certezza, il pubblico, per raddrizzare un campionato deludente, unica eccezione, la vittoria della Coppa Italia di Serie C. Il trofeo già messo in bacheca apre un'autostrada per i play-off che il Catania potrà disputare ad una sola condizione, evitando i play-out. Non ha bisogno quindi di presentazioni la sfida di stasera contro il Messina, che oltre all'accesa rivalità tra le due tifoserie, rappresenta una sfida spartiacque per gli etnei. Vittorie e sconfitte, trionfi e delusioni, il Catania ha sempre avuto dalla sua parte il pubblico e lo avrà anche oggi al Massimino, sold out già da venerdì sera. Il vicepresidente Grella ha gradito e ringraziato. Ora tocca ai giocatori, ha detto, appunto, tocca a loro, caricati a dovere da mister Zeoli. Noi dobbiamo stare sereni, tranquilli, sappiamo che ci saranno momenti di difficoltà durante la partita, non dobbiamo cadere in provocazioni. Oggi più che mai conta solo il risultato. Perché si respira qualcosa di particolare, poi è chiaro che la risposta dobbiamo darla sempre sul campo, quello che è prima hanno tutti ragione, prima hanno tutti una soluzione, poi alla fine quello che conta è sempre il risultato. Formazione, Furlan in porta, la difesa conta sui soliti noti con Castellini che non tira mai il fiato, a centrocampo in 4 si contendono 3 maglie, Quaini, Welbeck, Zammarini e Peralta, coppia d'attacco di Carbine Cianci, out Sturaro e Teio. Anche il derby sarà seguito da Telecolor con diretta stadio. E poi c'è il Messina che non vince al Massimino da 70 anni. Per la prima volta in stagione problemi in abbondanza per Modica che ritrova Emmausso e Lia in attacco, confermato Plescia. Sentiamo Sergio Colosi.
Tra speranze di salvezza matematica e play-off tornati lontani, il Messina vive la lunga vigilia del derby di stasera al Massimino. La vittoria di ieri del Monterosi sul Giuliano ha mortificato le ambizioni di salvarsi prima di scendere in campo, anche se nel prossimo turno i laziali saranno impegnati a Torre del Greco, mentre il blitz del Foggia a Potenza limita il sogno d'ingresso nella top 10. I giallorossi si affidano al buon rendimento esterno con 2 sole sconfitte, entrambe in Campania, contro Giuliano e Juve Stabia negli ultimi 10 viaggi. Serve una grande prestazione di cuore, applicazione e concretezza in uno stadio difficile per tradizione, dove il Messina non vince da 70 anni. Giacomo Modica è stato costretto a rimanere lontano dai microfoni, senza fornire indicazioni su modulo e uomini. Per il derby tutti disponibili è una sensazione inedita mai vissuta quest'anno. Con Fumagalli in porta sarà una serata di straordinari in difesa per i centrali Manetta e Pacciardi, con Lì e Dumbravano e Lati. In mediana Franco e Frisenna titolari. Il 4-2-3-1 completato dal rientrante Mausso sottopunta, decisivo nel derby d'andata, non più protagonista nell'ultimo mese. Rosafi e Zunno sulle corsie esterne, con Plescia punta centrale. E adesso invece parliamo della Serie B con il Palermo che continua a non vincere. Anche ieri a Cosenza un pari per i siciliani di Buttaro e Tutino, le firme del match. Marco Gulla. Poteva e doveva essere la partita del riscatto. Non è stato così. Il Palermo inciampa a Cosenza 1-1 dopo essersi ritrovato in vantaggio. Il gol di Buttaro aveva illuso, poi questo fallo ingenuo e inutile di Ceccaroni ha permesso ai calabresi di pareggiare con Tutino su calcio di rigore. Il trailer di un film già visto, un altro pareggio per il nuovo allenatore Michele Mignani, un'altra volta il Palermo raggiunto come sabato scorso nella partita casalinga contro la Sampdoria. Un'altra occasione che vola via, pari anche nel conto dei Legni, prima il palo del Cosenza con Calò, la risposta del Palermo con la traversa di Mancuso. I rosanero non sanno più vincere, anche se il tecnico Mignani vede il bicchiere mezzo pieno. La squadra rispetto alla partita della Sampdoria abbia fatto passi in avanti perché ha avuto sotto certi aspetti una buona gestione della palla e secondo me ha anche creato presupposti per andare a fare male all'avversario. Abbiamo subito poco, abbiamo subito una ripartenza e un calcio di punizione nel primo tempo e una ripartenza al rigore nel secondo tempo. Il Palermo ha comunque tenuto il pallino del gioco, ha dominato per larghi tratti ma non ha graffiato sotto porta. Secondo me noi abbiamo giocato bene, loro avevano tipo punizione nel primo tempo che ha preso la palla e poi il rigore. Io sono veramente orgoglioso della squadra oggi perché per me noi ha fatto una bella partita, peccato per non abbiamo vinto. Prossimo impegno venerdì sera al Barbera contro la capolista Parma. Questo era il nostro ultimo servizio, il TG Sicilia termina qui, grazie per averci seguito, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione che ritorna alle 20, a tutti voi un buon pomeriggio e una buona domenica.